La giornata mondiale del benessere sessuale, una ricorrenza che punta ad accrescere la consapevolezza sul ruolo che ha la sessualità sulla salute umana, ma anche un modo per sensibilizzare ai rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili. Facciamo però il punto con Giovanni Leoni, vicepresidente FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, che è qua in collegamento con il VG21. Buonasera, dottor Leoni. Buonasera a voi, grazie per l'invito. La salute sessuale oggi è ancora un tabù e troppi non pensano alla prevenzione. Nel 2022 c'è stato infatti un aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani, un significativo incremento si è visto nei casi di gonorrea che sono aumentati del 50% rispetto al 2021, quelli di sifilide del 20% e quelli di clamidia del 25%. Dottore, perché abbiamo un trend in crescita? Secondo lei c'è ancora poca consapevolezza sulle modalità di trasmissione? C'è stata una lieve diminuzione durante il periodo del Covid e subito un rimbalzo in aumento, in particolare per quanto riguarda la media, tra l'arco dei giovani, tra i 15 e i 25 anni in particolare. Probabilmente c'è una diminuzione di quelle che è l'attenzione, un aumento a quella che può essere la promiscuità sessuale e l'ignoranza per quello che sono anche le complicanze delle infezioni, perché non c'è solo il prurito, la perdita di secrezioni, ma ci sono poi le problematiche croniche che danno delle infiammazioni pelviche, possono dare alla sterilità per occlusione delle tube, possono dare problemi di stenosi anche a livello dell'area anogenitale, nelle infezioni soprattutto da clamidia, che sono particolarmente insidiose perché con bassa a volte sintomatologia. Quindi è importante avere non solo un comportamento sicuro nei confronti delle persone che cambiano spesso il partner e quindi l'uso del preservativo, ma anche la possibilità di usufruire dei vaccini per quanto riguarda l'HPV, soprattutto per quanto riguarda la condilomatosi genitale anale e anche per quanto riguarda i vaccini per l'epatite A e l'epatite B. Inoltre ci voleva essere un accesso facile ai centri di prevenzione per quanto riguarda la possibilità di poter fare precocemente dei tamponi e dei test sierologici per poter fare una diagnosi immediata e quindi anche una terapia, perché allo stato ci sono molte terapie per quanto riguarda infezioni batteriche, virali o da organismi come i protozoi di tipo un po' più complicato, più superiore, però bisogna fare una diagnosi. Proprio sulla diagnosi, dottor Leoni, secondo lei i luoghi dove si possono effettuare i test sono accessibili a tutti o bisognerebbe mettere, diciamo, il cittadino nella posizione di fare questi test più facilmente? Ci sono molti centri diffusi in tutta quanta la penisola, sia nelle grandi città che nelle anche più piccole città, per quanto riguarda le malattie a trasmissione sessuale. Ci sono nelle dermatologie, nelle infettivologie, ma anche dei presidi per quanto riguarda i distretti e tutti quanti gli istituti di prevenzione primaria. Bisogna utilizzarli, bisogna avere il coraggio anche molte volte di non nascondersi e di capire che si ha o un atteggiamento con cambio spesso del partner, oppure la possibilità di avere dei sintomi strani dopo aver avuto dei rapporti non protetti, bisogna fare attenzione alla propria salute. Attenzione alla nostra salute. Io ringrazio il dottor Leoni, presidente FNOMCEO, che è stato qui in collegamento con noi con il VG21. Buonasera. Grazie mille.